Ciao a tutti e benvenuti al nostro podcast. Oggi vi porteremo a scoprire una festa davvero unica e speciale, il Carnevale della Sardegna. Esatto! Preparatevi a conoscere maschere misteriose, riti antichi e tradizioni affascinanti che rendono il Carnevale sardo diverso da qualsiasi altro. Non vedo l'ora di raccontarvi tutto. Sapete che io adoro i colori, i costumi e l'atmosfera magica di queste feste. E io adoro i dolci. Spero che si parli anche di quelli, perché lo ammetto, ho già fame. Bene, cominciamo. Lo sapete che il Carnevale della Sardegna è uno dei più antichi e particolari d'Italia? Non è come quello di Venezia o Viareggio, con coriandoli e carri enormi. Qui ci sono maschere del significato profondo, suoni forti e tradizioni che risalgono a secoli fa. Esatto! Ad esempio, a Mamoiana, un piccolo paese della Barbagia, il carnevale è famoso per i mamutones e gli zoccadores. I mamutones indossano maschere nere, pesantissimi campanacci sulla schiena e fanno una danza lenta e cadenzata. Gli zoccadores invece hanno costumi più colorati e usano delle corde per catturare le persone tra il pubblico. Ma perché catturano le persone? È un gesto simbolico, porta fortuna per chi viene preso. Questo rito ha origini antiche, forse legate ai pastori che chiedevano protezione per il bestiame e un buon raccolto. Però non sapevo fosse così serio. Sembra quasi un film d'avventura con eroi e mostri. Hai ragione Nicola, e non è tutto. Un'altra maschera famosa è quella dei Boes e Merdules di Ottana. I Boes rappresentano i buoi, con maschere di legno scolpite e corna, mentre i Merdules sono i pastori che cercano di controllarli. Durante il carnevale i Boes si ribellano, fingendo di scappare e fare confusione, mentre i Merdules cercano di rimetterli in riga. È una rappresentazione simbolica del rapporto tra uomo e natura. E i costumi devono essere incredibili. Lo sono, le maschere sono fatte a mano, intagliate nel legno con dettagli incredibili e i costumi sono decorati con pelli di animali e stoffe tradizionali. Ogni pezzo racconta una storia. Ma in Sardegna non c'è solo il carnevale tradizionale. A Tempio Pausania, per esempio, il carnevale è più simile a quello che conosciamo. Ci sono carri allegorici, musica e il famoso rito di rogo di Re Giorgio, un fantoccio che rappresenta tutti i problemi dell'anno passato. Quindi alla fine lo bruciano? Che fine? Sì, è un momento simbolico per liberarsi di tutto ciò che è andato storto e iniziare l'anno con nuove speranze. Ok, adesso parliamo di una cosa fondamentale, i dolci del carnevale sardo. Esatto, uno dei dolci più famosi sono le zippole, frittelle lunghe e profumate che vengono servite calde e cosparse di zucchero. Poi ci sono le orillettas, dei dolci fritti intrecciati e ricoperti di miele. Frittelle, miele, mi avete convinto. Ora voglio partire subito per la Sardegna. Oltre ai dolci, non dimentichiamoci dell'atmosfera, il suono dei campanacci, i canti tradizionali e i balli che rendono il carnevale un'esperienza unica e indimenticabile. Sì, è molto più di una semplice festa, è un modo per raccontare storie antiche, celebrare la propria identità e tramandare tradizioni secolari. E anche per mangiare tanto, no? Certo Nicola, mangiare fa sempre parte della festa. Bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro episodio. Speriamo di avervi fatto venire voglia di scoprire il carnevale sardo. Grazie per averci ascoltato. Buon carnevale! Sos merdules currunt fortes, cum su trattu e su massacru, fagen festa, fagen burla, sos dimoni in su carro.